Ciao. Allora Antonino, tu esattamente sei di Salina Grande, Sì, vicino Trapani. Sei in cerca della donna ideale. sì, Hai 43 anni. Ascoltami Antonino, tu lavori? sì, Che lavoro fai? muratore. Il muratore. Da quanto tempo è che sei single? Singolo da 6 anni. Qua. Da 6 anni. Ho saputo che tu praticamente sei vedovo. Sì, A 6 anni che sei vedovo. La moglie purtroppo se n'è andata in circostanze brutte sì. e quindi purtroppo sono cose brutte della vita che non si possono dimenticare. Però uno deve essere coraggioso e deve avere la Andare forza di andare avanti. avanti. Logicamente capiamo tutti che la solitudine è brutta e per un uomo giustamente nel fiore dell'età come te a 43 anni non si può rimanere da soli, è Certo. troppo brutto, anche perché ti mancherebbe la forza di continuare. Va bene Antonino, parliamo di questa donna che tu sei interessato a conoscere, parliamo dell'età, tu hai 43 anni, quindi questa donna da che età dovrebbe partire? Massimo 39 anni magari. Massimo 39 anni. E la base? Dai 25 a salire? Come Dai 25? 25-30? Certo. Eh? Facciamo 25 o 30? Da 30 anni. Dai 30 anni in poi, che Da dici? 30 anni in poi. Dai 30 anni in poi. Quindi partiamo dai 30 per andare a finire massimo ai 40 anni. Sì, 40, 41 non fa niente. Va bene. Poi, hai preferenza per quanto riguarda aspetto fisico? Vorrei una bella donna. Mhm. Una Bella, bella donna che sia carina. bionda, hai preferenza per le bionde, le brune, non so. Le bionde e le brune Non lo ha stesso. importanza. Perché anche le bionde... L'importanza che ha il carattere bene. Esatto. L'importante è insomma che ti tratti bene, Sì. ti voglia bene e ti accetti per quello che sei. Certo. Tu abbiamo detto lavori, fai il muratore, giusto? La macchina ce l'hai, ti puoi spostare? Sì. La casa pure? Sono a casa di mia madre. Per il momento, però dico, se appena trovi l'anima gemella, certo. insomma, ti trasferisci con la tua anima Sì. gemella. Tu mi sembrai una figlia, giusto? Sì. Che sta con te. Sì. Quindi la donna che noi dovremmo trovare dovrebbe accettare anche sua figlia. Certo. Mi sembra La vuole bene come Esatto, a una 12 anni figlia. la ragazza. Sì. Mm. Va bene Antonino. Ascoltami, come passi il tempo nella giornata? In Allora, questo periodo di solitudine, in questi 6 anni, che cosa hai fatto? Come l'hai presa? come l'ho preso? Ho andato avanti. Mhm. Sei stato depresso? Un pochettino. Un pochino, certo. Come passi il tempo? E il tempo vado a lavorare. Alla sera mi ritrovo tardi a casa, Sì. verso le 9:30 finisco da lavorare. Addirittura, alle 9:30 di sera? Faccio il muratore. Dalla mattina presto? Sì, faccio il muratore, poi ho delle terre da coltivare. Da accudire. Sì, Quindi fai un po' di tutto? un po' di tutto. Ti adatti a tutto? Sì, sì. Mhm. Per Sei un andare ti- avanti. Esatto. Sei un tipo che ama il fai da te a casa? Sì. Ti piace fare il fai da te? Non so, magari aggiustare mobili, aggiustare qualcosa di Sì, rotto? sì, sì. Ti adatti Sì, facilmente? tutte cose. Mm. Ascoltami Nino, che tipo di carattere hai tu? Dolce. Dolce? Sei un tipo dolce Dolce e calmo. e calmo. Se tu dovessi descrivere la tua persona, esatto? Cioè, cosa penseresti di te stesso? Dici i tuoi lati positivi e quelli negativi. Allora, non mi piace che la donna mi prende In giro, in giro. esatto. Voglio che avrà un bel carattere lei Certo. e se va avanti. Esatto. Mentre i lati positivi? Positivi. Questo. Sì, sì, E quelli negativi? Lo stesso. lo stesso. Esatto. Sia uno che l'altro. Sì, lo stesso. Va bene Nino. Ascoltami, ti piace la musica? Sì, Ci vai a ballare? ci vado a ballare. Ogni Che tipo tanto. di musica ti piace? Di solito la musica mia è napoletana. Ti piace la musica napoletana? Hai qualche cantante preferito particolare? Angelo Che Mauro. Angelo Mauro, ti piace Angelo Mauro? Le canzoni di Angelo Mauro? Angelo Mauro, Franco Staco, Camillo Zappulla. Esatto. E oltre alle canzoni napoletane? Non so, la musica da discoteca ti piace? Discoteca. Anni 80 magari, non so. Anni 80, Marzulchi mi piacciono pure. Mazzurchi ti piace, perfetto. Ma le sento nella Sì. radio, va a ballare un pochettino. Vabbè, ti arrangi. Sì. D'altronde poi non è che sono balli molto difficili, sono balli insomma che ti potrai. Sì, sì. Ti puoi adattare praticamente. Va bene. La cosa che più ti piace fare nella vita cos'è? Il mio sogno, Sì, sì. Il sogno nel cassetto. il sogno nel cassetto, ne ho uno soltanto, è il qual è? sogno. Vai, sbilanciati. Vai.
una fortuna che mi divento ricco. Sì. E non hai più bisogno di Non lavorare. ho bisogno più di lavorare. Non ti manca niente, ti compri tutto quello che ti piace. Trovo la ragazza, la bambina ce l'ho. Esatto. E poi me ne vado in giro per il mondo. Esatto. Quindi ti piace viaggiare. Sì. Sei un uomo praticamente che piace godersi la vita, vedere i posti belli, i posti nuovi, farti delle belle crociere, giusto? Sì, sì. Perfetto. Vabbè, io spero con tutto il cuore che questo desiderio un giorno si avveri. Ah. Mi pare un poco difficile, È un perché, po' però non si può sapere mai. Nella vita tutto può succedere. Vabbè, amiche telespettatrici, lo state guardando. Antonino, 43 anni, di Trapani ed esattamente di Salina Grande. Va cercando la sua donna ideale. Antonino cerca una donna che parta dai 30 anni e arrivi massimo ai 40. Non ha preferenze per quanto riguarda l'aspetto fisico, o bionda o bruna, per lui va bene lo stesso. L'importante è che sia una donna dolce, che lo voglia bene, lo accetti per quello che è e soprattutto che stia con lui fino giustamente alla fine, giusto? Sì. Antonino è una persona seria, se sta cercando questa anima gemella la sta cercando esclusivamente per farsi una famiglia e insomma ritornare ad essere felice, perché purtroppo date le circostanze gli è successa una cosa brutta, la moglie gli è venuta a mancare e quindi è stato depresso per questi anni, però ha fiducia nella vita e vuole ritornare a vivere. Dico bene, Antonino? Va bene. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non possono fare altro che chiamarlo al suo numero di cellulare che state vedendo insomma in pressione. Antonino è qua e sta aspettando le vostre telefonate. Allora Antonino, in questo momento ci sono le telespettatrici che ci stanno guardando, stanno decidendo se chiamarti oppure no, perché il numero lo vedono. Vuoi dare qualche messaggio particolare guardando la telecamera come se stessi parlando con loro? Vai Antonino. Ciao, sono Antonino. Che devo dire? Quello che ti va, tutto quello che senti dentro. Le ragazze sono tutte belle. Perfetto, una bellissima frase. Hai proprio ragione, è così. Va bene, amiche telespettatrici, è qui Antonino, è molto sincero, è un ragazzo umile, non è un ragazzo praticamente che si sente chissà che cosa, lui è umile, è un ragazzo lavoratore e soprattutto va cercando di sistemarsi seriamente. Ripeto, per tutte quelle di voi che lo volessero contattare, chiamino al numero che state vedendo in sovraimpressione, perché è il numero di Antonino, 43 anni, di Trapani ed esattamente di Salina Grande. Possiamo dire altro? Basta. Perfetto. Oh yeah!